I saperi e i sapori sono le nostre tradizioni, andiamo in casa delle Pro Loco del Veneto per raccontarvi il loro festival. È stato tagliato il nastro, possiamo dire, è cominciata ufficialmente questa quarta edizione del Festival delle Pro Loco del Veneto. È stata Villa Contarini a Piazzola sul Brenta la cornice della quarta edizione del Festival delle Pro Loco del Veneto. Presenti una settantina di Pro Loco regionali e 80 delegazioni da tutta Italia, riunite per raccontare un impegno quotidiano fatto di passione ed entusiasmo che non ha eguali. Se oggi il Veneto è quello che è, la prima regione turistica d'Italia, 72 milioni di presenze turistiche, cresciamo moltissimo anche col settore agroalimentare e con la valorizzazione dei circuiti minori grazie ai nostri volontari, alle Pro Loco, alle confraternite, a tutti quelli che amano i propri territori, li promozionano e li portano sempre più in alto. È un lavoro inestimabile quello delle Pro Loco che dà vita a oltre 5.000 eventi capaci di superare i 5 milioni di visitatori l'anno e poi la gestione di intere aree verdi, sale polifunzionali, musei, biblioteche, rifugi e sentieri che tengono viva la voce e la memoria delle piccole località. Una grande festa, quella delle Pro Loco Venete, un grande momento per fare anche il punto di quello che rappresentano le Pro Loco nei territori, un momento per esaltare i nostri prodotti tipici, le nostre tradizioni, i gruppi storici, il nostro patrimonio culturale. E allora essere qui è per me un grande onore e vedere la grande vivacità delle Pro Loco Venete mi rincuora e mi dà grande forza anche per le attività che vengono fatte a livello nazionale. Ben 60.000 i volontari che si possono contare in Veneto, persone che regalano il proprio tempo e le risorse personali al territorio, ripagati solamente dalla soddisfazione di poter contribuire alla valorizzazione della cultura locale. Sentire oggi il Presidente Luca Zaia che dice che i maggiori incrementi turistici sono stati nel Veneto, quelli dei territori minori, quindi dove operano le Pro Loco, è una cosa che fa estremamente piacere, perché c'è una volontà di riscoprire i nostri territori, i loro prodotti, le loro bellezze.